ha un costo non tanto abbordabile, ma secondo me è utile, e quelle invece che fanno vedere anche televisione, per cui c'è una telecamera, questi giocatori che corrono, e io questi giocatori li vedo, li posso vedere come pedine, ma li posso vedere anche come giocatori. Posso vedere tutti i momenti, a fine partita posso vedere le distanze, posso vedere tutto. Questo è un software che costa, ma è un software che io monto prima o poi di andare a mettere in questo stile. Fai slash, metterci la strada. Slash. Global. Questo è il sito che io avevo fino ad oggi, che prevedeva anche la statistica dell'area campionale, quindi i risultati. Dalla fine settimana si trasformerà così. Questa sarà la parte relativa al campionato di promozione. Qualche cosa c'è. Questo qua però ho solo il campionato di promozione. Quindi sì, qua abbiamo a differenza di tutti gli altri risultati, abbiamo le ultime 2 giornate, abbiamo la classifica, abbiamo giallo, rosso e verde se vincono o pareggiano, la media gol e le percentuali gol. Uscito più sotto. Qui subito in automatica abbiamo le ultime 8 giornate, la classifica. Ciappazzi, quarto in classifica, e se guardiamo andiamo a vedere poi, vabbè, se vai giù, quindi porta la classifica in casa, quindi porta la classifica in trasferta, poi le case, scendi giù, quindi porta la statistica di tutto il campionato. Io metto là davanti e dico, stai facendo più gol, stai facendo meno gol, forse può essere, non si vincono le partite, secondo me si fa cultura. Sali Ciccio. Che succede con questo? Io ho caricato solo 2 squadre, la Nuova Egea e il Rocca. Perché il Rocca? Perché il Rocca ha tutte le distinte. E quindi se io qui vado adesso in gare, vai in gare Ciccio. In gare la sola, canta solo generale. Benissimo, io qua faccio un semplice confronto fra la prima di andata e la 16ª. Mi posso confrontare la 7ª con la 16ª, la prima con l'ultima. Qui accanto c'ho in questa giornata quanti gol sono state fatte, quante partite, quante volte, in automatico io mi faccio questi controlli. Sale un attimo, così chiudiamo. Dopodiché che succede? Torno nuovamente in quadro generale. Io ho la Nuova Egea per ora che è caricata, quindi io vado sulla Nuova Egea, vai, cliccaci. Qui c'ho la pagina della Nuova Egea. La Nuova Egea è stata prima in classifica, la Nuova Egea ha fatto tutti questi risultati. Se sale un attimo più in alto, io mi ho diretto a mettere una striscia che qua non passa. La Nuova Egea imita la Juventus, vincente il campionato senza sconfitto, perché non ha perso nemmeno la partita. E così li posso fare per tutte le squadre. È un mio giudizio, e attraverso il suo giudizio che io esprimo, domani esprimi, tu esprimerai, e discutiamo. Allora, qui dalla Nuova Egea mi dà tutto, vittorie, pareggi, sconfitte in casa, quanti, in percentuale quanti, statistiche gol fatti subiti quanti, nelle gol quanti, più di 2 gol a partita quanti, 9 volte in casa e 7 volte fuori. Questa legge ha vinto. Se torno indietro e vado sull'Occa, è un po' meno, segna meno del 2 la partita ci sai. E questo è tutto il roba. Che cosa ho fatto io per fare l'interesse secondo me del gruppo? Ho messo registrati da questa zona in poi, cioè da quando arrivo nelle pagine di tutte le squadre, ti ho messo registrati, apri demo e sottoscrivi un contratto. A questo punto io arrivo nel sito del Rocca di Caprileone, nella pagina riservata che può vedere solo il Rocca di Caprileone, e a Rocca di Caprileone per il momento, per esempio, apre sul gruppo della squadra del campionato, gli ho messo un riguardo. E chi sa? Informazione sulla squadra del Rocca di Caprileone. Quindi, in un fogliettino di carta, un mister, se ne vai nella racchetta, se non è nata, ma se era una decima, era la stessa cosa. Qui c'hai i partiti totali, vittorie, pareggi, sconfitte, gol fatti, gol subiti, sale. Qui c'è la in casa, sale. E lì c'è la fuori casa. Su porta da preso. Qui ce l'hai, insieme a questi altri documenti ci saranno tanti altri, compresi tutti i gol, e uno si fa l'uso che vuole.
Però non ha fatto il video quest'anno per darmi spunto per No, riflessione. li ho fatto qualche video. Però non me l'ha dato. No, era impegnato aveva già i miei problemi. Questo Battuta per è Pippo, capito? Però ripeto, non è che La riflessione che bisogna fare sono due. La mia riflessione è tanto diciamo, l'informatica al servizio dell'allenatore, il ruolo del dirigente nell'ambito della squadra, questo è penso il fattore diciamo, cruciale dell'organizzazione della squadra, perché mentre un dirigente invece un dirigente secondo a partita se si preoccupasse dell'organizzazione della società e ha visto magari qualcuno che farebbe lo scout della partita oppure spenderebbe soldi per un software perché i software che oggi sono a portata da mano non ti permettono solo scout, ti permettono di impostare la seduta di allenamento, ti permettono di monitorare le cariche del lavoro, ti permettono di mettere su carta gli schemi eccetera eccetera. Quindi il passaggio principale che noi abbiamo sempre detto oggi non mancano gli strumenti per fare calcio, manca l'organizzazione e le persone, le figure della società che ci consentono a noi di fare calcio. La verità è questa, perché le difficoltà che oggi ha un allenatore, cioè, se saliamo di categoria, promozione, eccellenza, già c'è un briciolo d'organizzazione, no? Abbiamo i casi, anzi possiamo dire che c'è una società tipo Due Torri che ha una grandissima organizzazione perché ha la fortuna di avere delle figure per dire che gli permettono di avere una grande organizzazione. Ma tutte le altre società non pensano all'organizzazione della struttura, ma pensano solamente e esclusivamente a vincere la partita come distretto. Quindi il nostro handicap da allenare oggi è questo, è manco di società, manco di dirigente della società e manca l'organizzazione che ne permette di far alzare il livello della categoria. E questo secondo me può essere uno strumento a servizio, se attraverso questo sito, attraverso la tua passione, puoi mettere a servizio degli altri, per dire strumenti che singolarmente un allenatore, singolarmente una società non mette, che sia un grande servizio. no, non sono io che metto a servizio della società, io ti volevo rispondere, fermo restando che tu dici, che io aspettai 30 anni facendo la giocatura, la lotta eccetera, che le società si organizzassero per mettermi a servizio queste cose. In 37 anni però mi mandarono a casa 10 voti, i miei colleghi mi mandarono 15, a chi lo mandarono prima ancora cominciavo il campionato, per dire, no? Allora il mio ragionamento qual è? Quello che io non sto mettendo nulla al servizio. Io penso di aver creato un servizio perché per andare su internet e vi dico che su internet tanti siti, perché io mi appoggio però su molti siti di questi, ma ci sono moltissimi, tuttorisultati.it, tanto per fare un esempio, un campionato veniva avanzata aerea, già cancellato tutte cose, non sarà più chiudere l'ufficio l'avanzata aerea, questi squadri, perché già stanno prendendo la nuova pubblicità e fanno un nuovo campionato. Poi faccio l'ultimo appunto, scusami Roberto, che poi se noi siamo arrivati, se già nel professionismo oppure già nel settore giovanile del nord si comincia a parlare del linguaggio comune, cioè nel senso di allenare le squadre attraverso le parole chiave, eccetera, eccetera. E noi arriviamo e siamo arrivati a parlare, parliamo sia di situazioni atletiche sia di situazioni tattiche. Cioè le squadre stanno attrezzando per utilizzare un linguaggio comune. Sappiamo, non c'è la Brescia la prima volta, no? Attraverso ciò i preparatori atletici già hanno il format e la struttura e anche nell'esercitazione e la possibilità di monitorare l'esercitazione tecnica. No? Che siamo arrivati ancora a chi? Infatti Pippo, ma non siamo noi. La cosa peggiore, chiudo se non c'è più spazio, la cosa peggiore qual è? Che io mi ricordo che ero ancora appena sposato e nel basket esisteva scout, esistevano altre cose. Un calcio professionistico arrivò dopo 100 anni, dopo 20 anni, 25 anni a fare su scout. Ma poi parlavano un cretino 6 anni fa, 5 anni fa, come a Baccone, che ti cominciava a spiegare che ogni tanto uno si può studiare ultimamente, tipo dire, no? Però adesso che tutte le società professionistiche sono organizzate da questo punto di vista, perché hanno dei software importanti, gli l'hanno, però non si degna a dire in televisione, a Baccone, e a Baccone si venuto tenente, scusate una cosa, su Sputnik, fa dire vinci tu, vinci le partite facendo queste 4 cose, però le società l'hanno, non li vai a difendere, ma non capero che il Baccone fece i suoi interessi. Tutti questi software, cominciò tutti i
I due sono grattacieli e noi siamo ancora sotterranei.